Buonasera ragazzi, il cielo è tutto rossiccio come ho detto qui. Guardate, ovunque mi giri ci sta questo torpore di rosso. Quindi domani sarà una giornata ancora peggio di quella di oggi. Mi sa che domani scappo di nuovo a mare, ragazzi. In acqua si stava bene, ragazzi. Come potete vedere ci sta questo rossore. Come potete vedere, guardate, ho fatto l'ingrandimento, è proprio il rosso fuoco. Le montagne hanno preso fuoco proprio. Bah, il mare non si vede. Sì, sicuramente, guarda qua com'è tutto rosso qua, guarda. Figurati domani che succede qua. Qua si vede così, così senza ingrandimento. È rosso proprio, ragazzi. Col cellulare ancora così, ma con gli occhi si vede proprio rosso rosso. Anche questo lato qui. Ma questo qua centrale è proprio rosso, diciamo. Se faccio l'ingrandimento, ragazzi, guardate, è proprio rosso, ragazzi. Se faccio con l'ingrandimento lo vedete bene il rosso, guardate. Da lontano non pare. Ciao Medusa. Ma con l'ingrandimento, ragazzi, si vede che il cielo è proprio rosso fuoco, come dico io. Ci dovrebbe stare anche là. Sì, sì, sono andato al finale. Sì, sì, quasi schiattava proprio, non si poteva stare a casa, ragazzi. Era esagerato proprio. Ciao, Lady. E appunto, ho detto domani, guarda qua, tutto rosso. Ho detto domani ancora più caldo. E guarda qua, io ti faccio vedere l'ingrandimento, no? Cioè, guarda tu, no, questo è rosso proprio, guardami. E questo significa che domani, ragazzi, sarà peggio di oggi. Cioè, vedete, qua è rosso proprio. Cioè, senza ingrandimento non si vede tanto, però con l'ingrandimento, ragazzi, è proprio solo, guarda, è rosso. Quindi rosso di sera per tempo si spera, sì, ma di 39. No, domani sbagliamo, domani secondo me tocchiamo anche 40. Perché domani hanno detto che domani e dopodomani è peggio degli altri giorni. Ho fatto anche un video. Sì, grazie, come qua, è uguale, Caserta, Salerno, 39. Sì, domani e dopodomani ragazzi di più, e specialmente a sud come sempre, noi stiamo sempre in top 10. Dice che invece al nord le temperature saranno più tranquille, quindi avvocate tu stai buono, rimane. Qua invece no ragazzi, qua si muore. Da Elena si schiatta, sì sì, a Caserta sì, a voglia. Ma pure grazie di Caserta, quindi pure da lei penso che si schiatterà. Quella Caserta è da quella parte lì, vedi? Quindi è rosso pure di là. Sì, sì. L'ultima ricetta è il numero uno. Eh sì, ma quella però non è vegana, visto? Quella è troppo. Quella è pesantissima quella là. Sì, sì, ma tu. Allora, quella è in base all'umidità in effetti. Quindi più umido è, più si sente la temperatura percepita. Vabbè, in Piemonte sì, ragazzi, io ci sono stato a Torino per 5 anni, ho lavorato lì e lo so, le disele che. Grazie Medusa. E ti posso garantire che ho fatto il mese di luglio ai Murazzi di Torino. Mamma mia, bello. Il mese di luglio abbiamo montato e ci stava un caldo esagerato. I ragazzi mi volevano portare ai laghi di Avigliano, ma quale laghi di Avigliano? Io voglio il mare, ho detto, vedi. Lì i laghi di Avigliano, andiamo qua, andiamo là, i giardini reali. Sì, a Murazzi, sì, abbiamo fatto una fiera, quindi abbiamo fatto una fiera sul Po, in effetti, sotto dove sta tutto chiuso perché hanno chiuso i locali sotto, quindi
era proprio il mese di luglio, era infuocato. Ti posso garantire che i murazzi erano proprio di fuoco. Noi in effetti stavamo sopra sta piazza Castello, sotto stanno i murazzi. Quindi ti posso garantire che siccome il mio, diciamo, padrone, diciamo, lui a Torino c'ha, come si chiama, la patatina olandese, in effetti, c'ha sopra il negozio della patatina Amsterdam Chips, e quindi abbiamo fatto anche sotto, e voglio tutto a posto. Abbiamo fatto anche una fiera sotto lì proprio ai Murazzi, è proprio un casino. Però la gente non è che ci stava tanto, ragazzi, perché a Torino quando fa caldo, quindi tutto a posto, Danny, sì, sì, tutto a posto. Stavo guardando il cielo rosso qua a fuoco, ho detto domani è peggio allora. Ma sì, è tutto a posto, sì, sì, facciamo come un film facciamo. Sì, sì, lo so, lei, guarda, a Torino fa paura proprio. Salerno sì, ci sta il mare, un po' di brezza mattina, ma Torino no. Torino in inverno fa freddo. Pensa che io... tutto a posto, pure a me, sì, sì, tutto a posto. Io andavo a Carmagnola perché avevo una casa lì dove fanno i peperoni, da Sagra dei peperoni a Carmagnola. E quindi facevo Piazza Castello Carmagnola tutti i giorni col camion, quindi un casino. E qua 39, tenni, non è che stiamo un grado mancando. Non ti preoccupare, tenni, che rimane peggio. Domani uova a te cammino fuori al balcone senza mettere il gas, quindi domani sta tranquillo. Sta senza pensiero, tenni. Rimane uova fatto in ADL. Ma così stai senza pensiero. No, non mangiate solo in metà, ragazzi, non esageriamo, no. Però era buono. Però devo fare una ricetta a base di carne perché Avvocatella ha detto che deve fare le costine per il Ferragosto, allora mi devo inventare una ricetta di carne proprio micidiale perché devo superare quello che deve fare. Quindi mi devo inventare una ricetta proprio tipo ospedale. Cioè, tipo che deve salire per colesterolo, triglicerici, tutto, pressione, tutto deve salire. Quindi mi devo applicare e pensare che cosa fare. No, non lo so, ti dico una bugia. Stamattina mi hanno chiamato i miei amici della Finlandia, rimpiangevano la mia cucina perché comunque a finale io cucinavo lì, quindi cucinavo sia per lavoro che per la sera per noi. Quindi ha detto perché non vieni, prendi l'aereo e vieni. Perché è rimasto solo un mese di lavoro, lì in effetti il 15 di settembre rientrano, quindi ho detto ragazzi vabbè l'anno prossimo vi prometto che parto a maggio e torno a settembre come loro. Quindi ragazzi quando stavo in Finlandia, siccome abbiamo i prodotti italiani, la sera era sempre festa con me. Quindi adesso è andata una ragazza, diciamo, del mio amico e ha detto, beh, qua ci manchi tu, questi neanche i brodini sanno fare, questi stanno dei ridi qua. Ha detto quando sono stato in Finlandia io, questi sono ingrassati. La sera loro bevevano la birra, a me non mi piace bere, quindi la sera fra salmone, grigliate e giustamente la pasta ragazzi italiana, proprio i ragazzi si portavano finiti quasi tutte le sere, quindi alle 8 rincasavamo, io mi mettevo a cucinare, però a pulire pulivano loro, la verità, io cucinavo solo. Cioè, raga, io cucino, faccio tutto, però dopo a pluzzate tu. E così facevamo. Io entravo, facevo per prima la doccia e poi mi mettevo vicino alla cucina.
Vedi, se vengo in Piemonte ti faccio sapere, io conosco quasi a tutti, quindi se passo per il Friuli Venezia giù vado a fare il barbecue da Vocatella. Però deve mettere minimo 10 kg di costine perché a me un chilo mi sporca i denti poi. Se vengo in Piemonte ti farò sapere, non ti preoccupare. In Piemonte è facile che vengo comunque. Lì è molto molto facile. In effetti la sede nostra è a Rosta, quindi stiamo proprio a Torino. Poi facciamo Carmagnola, Cuneo, ma tutta, diciamo tutta Torino. Sì, sì, i laghi di Avigliano sono andato con certi amici miei di Torino, mi hanno portato lì. Poi no, non è il mare al finale. Siamo stati in Val d'Aosta, tutto questo ma... o mare, non ci stanno usando io. Siamo stati ai Giardini Reali, a Torino, ma un sacco di luoghi. Ma ti dico la verità, bella Torino, storica. Ho lavorato pure a Porta Susa, a Porta Nuova con il banco alimentare. Ho fatto un mese di Natale a Porta Susa, sotto la stazione proprio. Quindi, però sono sceso per Natale per a casa. Quindi ho fatto più o meno novembre. Quindi, poi ho fatto Porta Nuova, poi ho fatto i Murazzi, poi ho fatto dove sta, come si chiama? I giardini reali che hanno aperto il fatto di Gesù, il lenzuolo di Gesù quando è stato avvolto, la Sindone. Lì sono stato 4 mesi a fare il cuoco, quindi un casino. Quindi a Torino lo conosco a memoria, Lady. Lo conosco come le mie tasche, te posso dire tutti, il mercato, tutto, ma tutto, guarda. Poi mio fratello ha avuto un bambino in difficoltà con un trapianto di fegato e siamo stati alle Molinette, quindi io andavo a trovare pure mio fratello, quindi ti posso garantire che conosciamo Torino come le nostre sacche. Conosco Torino come Salerno, quindi in Piemonte lo conosco a memoria. Friuli Venezia Giulia, che è strano, non ci sono mente da fare una fiera, mai. Cattolica, sì, sì. Ho fatto tutte le città tranne che Friuli Venezia Giulia, Genova, a Firenze, abbiamo fatto Roma, Napoli, Cosenza ho fatto pure, Reggio Calabria, perché abbiamo fatto più Molise, Puglia, ma Friuli Venezia Giulia è l'unica regione che io non ho fatto, perlomeno io, eh. Poi ci stanno gli altri colleghi comunque. Quindi in effetti poi ho fatto Svizzera, poi ho fatto Francia, ho fatto Austria, Cecoslovacchia, tutta l'Europa l'ho fatta interamente. Quindi ho girato quasi tutta l'Europa, Finlandia, Norvegia, Polonia, Russia, Cecoslovacchia, Ungheria, tutta l'Europa ragazzi. Diciamo che in questi 5 anni che sono stato a Torino ho girato mezzo mondo in effetti. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona serata. Sta uscendo pure la luna, eccola qui. Bella grande, però manca ancora qualche giorno per farla vedere ancora più grande. Guaglio, ci sentiamo e ci sentiamo dopo. Buonasera a tutti ragazzi e buon appetito. Penso che sia orario di andare a mangiare qualche cosa. Sì, l'ho visto il Decon che cos'è, in effetti è un ravanello. Sì, ma qua non si trova tanto, la verità, Medusa. È tipo un ravanello tutto bianco, ma io no, poche volte l'ho visto qua, l'ho visto sotto le feste di Natale nei supermercati, poi no. Lo so, ma qua non ce ne stanno alimentari asiatici, capisci? Qua ci stanno solo, ad esempio, perché qua ci sono molti rumeni, quindi ci stanno il negozio quello là che vende roba per stranieri, vende roba russa, ucraina, rumena, capisci? Perché sono molti qua, ce ne stanno così. Quindi asiatici no.
ce ne sono poche a Salerno, capisci? Allora non arriva nulla di queste cose qua. Qua è arrivato la yucca, non so se la conosci, la yucca è una tipo una patata africana, oppure il platano che è una banana che in effetti si fa fritta, che la fanno in Africa, a Cuba. Quindi diciamo che sono poche le cose che puoi trovare qua per stranieri, diciamo, a Salerno, perlomeno a Salerno, eh. Vabbè ragazzi, buona serata e ci sentiamo dopo.